Anche se noi la nostra preferenza sul pesce ce l'abbiamo. Pronto? Buongiorno, e Buongiorno. la genepesca? Sì? Mi servono un bello pesce. Pure ride, ma a me ne servono proprio rossi, ma rossi assai. Ovvero? Non lo so, ditemi voi, il pesce più grande che avete, qual è? Il pesce più grande, ma per fare, non lo so, come... Per fare che? Scusate, pesce che faccio? Do uno so magno, oppure... No, io dico, Sì. da fare al forno, da magari pulito un baccalà. No, l'unica cosa che non mi fa impazzire, sono molto onesto, è il baccalà. Però qualunque altro tipo di pesce, io non ho problemi. È un forno molto grande, se lo devo fare insomma sulla padella, tengo le padelle grandi. Però l'importante è che la già piglia a mano e la già senti rosso. Sì. Ma la già guarda e già dice, che pesce. Il problema è che, dato che i pescherie ci stanno mangiando con i prezzi, lo so, noi abbiamo solo filetti. Ah, no. Avrebbe detto il mio collega il filetto è spezzato. Sì, invece, è pulito già. E vi dico la verità, però personalmente no, se sono solo filetti no. Proprio, cioè, vi spiego la mia esigenza, è un'esigenza psicologica e anche dei miei colleghi. Il la già avremmo la già guarda rosso in mano. A già fa in modo che proprio quando vega già dice wow, che pesce. Cioè, capite? Proprio a soddisfazione, capitemi. Già capito. Come possiamo farlo? Proprio niente, neanche qualcosa di un po' più vecchio, capite ma a me? Sì, no, purtroppo vi ripeto, non c'è sta. Non mi posso accontentare. Deve essere perché pure filetto, se è buono uno guarda e dice e va bene. Il filetto sono filetti, diciamo, pezzature modiche. E tipo quanta centimetri è un filetto? Ma massimo 15 centimetri. No, è che non mi fai. Faccio dentro l'aria. Non mi dite niente. Ma neanche volendolo ordinare, voi mi dovete perdonare se io insisto, No. Guardate, io proprio, sapete quando ti impiego sto suonando che sotto Natale c'è piano pizzi, pesce, già dice capisci? Che vi devo dire, che pesce? Che vi posso dire? Ma neanche se mettiamo vicino con sparatrappe in cullampo. Che è un problema, che io volevo mettere pochi colla, però tengo solo la colla calda e poi si scioglie. No, la colla calda e non dipende tu questo po'. No, ad essere bello tosto, e soprattutto quando io guardo già dice ecco pesce. Capito? Una cosa così. Vabbè, io vi ringrazio ugualmente. Se non troviamo una soluzione, sapete che mi è venuto a mente? Sì. Essendo che l'ausilio del ghiaccio fa in modo che mettendoli vicino fanno tipo Lego, secondo me, no? Ma se dipende che ghiaccio usa. Giusto, no, quando sono congelate, se noi mettiamo un chiodino per esempio sul bordo di un filetto, un chiodino sul bordo di un altro filetto e facciamo questo per 3-4 filetti, non dico assai, ma un 40-45 cm di pesce esce. Chiodini piccoli, mantiene secondo voi? Chiodini piccoli con il ghiaccio. Ditemi voi. Ma pure se andiamo a mettere 2 o 3 per ogni filetto, L'importante è che avrendoci la mano, noi belle e buone diciamo ecco pesce. Un'esigenza nostra. Ditemi voi. Pronto? E non parlate più. Sto vicino a te. Sto vicino a te, faceva banana pepino da Nino. Ricordo? Ma era bella. Cucina pesce attorno. E non mi fa vresti su filette lunga. E che parla ma fa sempre lo stesso pesce. Se ha roba 15 cm, chi sta può fornisce? Comunque una cosa ve la già dice, da già sul telefono perché fanno pure delle pazzi. Ve la già dice, va bene? Ma vi devo lasciare perché devo andare in pubblicità e tanti auguri di buon Natale. Pubblicità di che? Della radio, voi state in diretta in Coppa Radio. Quale radio? Non può posso dire. La radio è più importante del mondo, Radio CRC. Mamma mia, quando è corto! La radio partner del Napoli, facciamo un applauso alla Genepesca e Baccaleria Mimmo. Ma scusate, io mi sento la... Italiana da morire. Mimmo, e allora morire pure tu, Mimmo. State buono. Non lo so, ma come è proprio che pesce serio. Sono che pesci seri.